Antonio Candeo allora finisce con un'altra bella vittoria, Padova in buona forma, anche se abbiamo corso qualche pericolo nel finale. No, è una partita molto sofferta. Questa è una squadra che era galvanizzata dal risultato della settimana scorsa, indubbiamente. Noi sì, bene, però secondo me un po' stanchi cominciamo a essere, perché la panchina è un po' corta, c'è qualche giocatore acciaccato, quindi abbiamo sofferto anche perché non siamo riusciti a imprimere il ritmo nostro solito, quindi abbiamo fatto un po' il gioco loro, però è una vittoria importante, volevamo i 3 punti e sono arrivati con determinazione. Il Cosmos ci ha fatto un bel regalo la settimana scorsa andando a battere la capolista, adesso la classifica si accorcia, ricomincia un nuovo campionato. Beh, diciamo che potremmo trovarci allo scontro con se le vinciamo tutte noi e tutte loro, allo scontro con l'A-Team, con la possibilità di vincere, quindi di superarli anche, però non ci facciamo illusioni, noi sappiamo che dobbiamo crescere partita per partita. Ho appena detto ai ragazzi, bene, dovevamo fare i 3 punti, però quell'ultimo gol che abbiamo preso non va bene, perché nella nostra mentalità dobbiamo pensare che la partita si chiude quando suona la sirena, invece a 13 secondi dalla fine avevamo già chiuso la testa, quindi su questo fa parte di un percorso di crescita che spero riusciamo a fare il prima possibile. Ecco, però bisogna dare atto a Candeo che quest'anno ha dato una nuova fisionomia a questa squadra, c'è più consapevolezza e soprattutto si vedono gli schemi di gioco. Beh, questo mi fa piacere, del resto però credo che anche i giocatori, la maggior parte dei giocatori erano qua da qualche anno con Alberto, e trovare un allenatore che ha un'idea di gioco diverso non faccia altro che accrescere ancora di più la voglia di lavorare, di fare qualcosa di diverso, perché altrimenti diventa sempre lo stesso gioco. Credo che noi allenatori abbiamo il dovere di andare a proporre il nostro gioco e soprattutto sia diverso dall'allenatore precedente. Questo è uno stimolo per i ragazzi, vedo che mi seguono tutti molto volentieri, in certi momenti c'è anche un buon gioco, oggi l'ho visto un po' troppo lento, non sono contento di questo, ma i 3 punti mi stanno benissimo. Però alla gente di Padova diciamo, venite a seguire il Padova Calcio a 5 perché quest'anno ci sarà da divertirsi. Ci sarà da divertirsi, sì, io spero che ci sia sempre più gente che viene, perché noi crediamo di poter fare qualcosa di importante, lavoriamo tanto durante la settimana e credo che questi ragazzi si meritino anche un po' di gente che venga a vederli, e credo che la gente si diverta anche nel vedere del calcio a 5.